Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Riapriamo dopo il periodo un po' turbolento elettorale le nostre puntate, i nostri appuntamenti. Quest'oggi siamo in diretta naturalmente, però dovrete ascoltare le novità importanti perché abbiamo da darvi l'aggiornamento, come è stato anche richiesto da parte vostra, sulla situazione pensionistica. Non tutti i pensionati hanno ben chiaro quel che succederà, non hanno compreso, abbiamo capito dalle vostre mail, chi otterrà un rimborso, se ci sarà il rimborso, se deve essere addirittura richiesto, insomma qual è la situazione. Poi notizie appunto di questi giorni, proposta della riforma delle pensioni e c'è chi fa delle proposte anche abbastanza forti contro quelli che sono invece i modi di pensare, di operare di Boeri, sarebbe Cesare Damiano. Insomma ci sono livelli contrastanti, c'è chi dice che bisogna agire a livello istituzionale e con modelli precostituiti da rielaborare, ma insomma noi ne parliamo insieme con i nostri esperti e in modo particolare con il sindacato dello SPCGIL del Veneto. Ben ritornato qui con noi Daniele Tronco, grazie di essere in nostra compagnia, e naturalmente Maria Pistorello, buongiorno, che è del Dipartimento di Previdenza, in modo particolare, segretario invece regionale Daniele Tronco. Allora io comincerei con lei, segretario, perché abbiamo capito che molti pensionati e non solo pensionati prossimi alla pensione non riescono più a capacitarsi e non sanno neanche che posizione si sta prendendo nei confronti delle pensioni, perché siamo stati in una tornata elettorale fino a ieri praticamente, e quindi è facile che ci siano tante promesse che vengono fatte per creare degli allettamenti, ormai l'italiano le ha comprese, ma nella sostanza, nella buona sostanza, voi che vi siete un po' staccati e che guardate con occhio disincantato la situazione, che cosa potete dire? Sì, noi diciamo che il tema previdenziale nel suo complesso meriterebbe innanzitutto che si aprisse un tavolo di confronto tra le parti sociali. Cosa che fino adesso perché non si è vista. Se c'è una cosa che a noi preme in modo particolare è che si affronti questa discussione con un senso molto pratico e soprattutto anche con un senso di profonda giustizia sociale. Allora, il tema si divide in due parti. La prima parte riguarda i lavoratori che sono prossimi alla pensione, che sono, come sappiamo tutti, hanno subito un pesante rallentamento, diciamo, della possibilità di andare in pensione fino a 5 anni. Sono stati spostati la loro possibilità di andare in pensione e poi esistono i pensionati, cioè le persone che sono già in pensione. E sono due temi che andrebbero visti in modo separato. Per quanto riguarda chi deve andare in pensione, la discussione che è all'ordine del giorno, anche se, ripeto, senza un tavolo di confronto stiamo alle chiacchiere, cioè ai convegni, alle proposte. Cesare Damiano ha fatto delle proposte diciamo di flessibilità in tema di uscita dal mondo del lavoro, cioè consentire a chi lo desidera di poter accedere al trattamento pensionistico, ovviamente prevedendo un meccanismo che tenga conto di una serie di variabili, perché ovviamente più si è vicini alla pensione, più questo è un tema che assume molta importanza. Sicuramente diciamo che l'unica cosa che secondo noi va evitata è fare del terrorismo, cioè dire che tu acconsenti di andare in pensione con penalizzazioni del 30% dell'assegno, oppure modificando il sistema di calcolo che attualmente è in vigore, che poi in effetti si traduce con una penalizzazione molto forte, non è una soluzione, perché in realtà
tu costringeresti le persone ad andare con un trattamento pensionistico molto più basso dell'attuale. E qui le chiedo un secondo, proprio perché ci sì. sono state riportate questi elementi nelle mail Sì. che sono arrivate, per cui proprio per aiutare i nostri telespettatori a comprendere. Cesare Damiano sconfessa il lavoro di Tito Boeri. Sembra sconfessare il lavoro di Tito Boeri. Sottolinea che è necessario che la riforma del sistema previdenziale passi per i consueti canali del dibattito parlamentare. Ricordando che Cesare Damiano era dentro il sindacato, però comprensione così dell'uomo comune sembrerebbe che bypassasse lui stesso in questa affermazione quello che lei diceva, il confronto con le parti sociali, perché il dibattito parlamentare non prevederebbe questo passaggio con il confronto delle parti sociali. Allora, diciamo che l'INPS è un ente strumentale, all'INPS non spetta fare le leggi, quindi Tito Boeri è un esperto, ha una competenza, certo, però non è lui la persona che deve decidere sulla vita e il destino di milioni di persone, perché ricordiamoci, l'INPS è sostanzialmente dei pensionati e dei pensionandi, che non si cioè sentono, delle però, persone che non lo sentono, che sono però quelle che contribuiscono al trattamento e quelle che poi usufruiscono del trattamento. È un ente strumentale. Quindi il fatto che Tito Boeri, non penso che si arrivi a questo, si arroghi il diritto di fare lui, diciamo, cose che spettano ai livelli istituzionali preposti, è una cosa che noi sicuramente non condividiamo. Per quanto riguarda l'affermazione di Damiano, io penso che Damiano, da parlamentare, sta nelle commissioni preposte a decidere su questo argomento, ha il diritto di avanzare delle proposte, perché, come ho detto, la decisione spetterà al governo e poi al Parlamento a validarla, ma può essere anche una proposta che proviene direttamente dalle commissioni, perché noi sappiamo che nel nostro sistema le leggi le fa il Parlamento, poi il governo, perché anche quando il governo fa un decreto poi deve essere il Parlamento che oppure deve avere una delega specifica ad assumere diciamo la posizione che... Ma vi sentite rappresentati? In questo momento, ripeto, ci manca un tavolo vero di confronto, perché il confronto non può essere, anche se è importante, un importante convegno internazionale di economisti, eccetera, come è successo recentemente, ma deve essere le sedi proprie, cioè il sindacato deve essere convocato a un tavolo di confronto. Ripeto, le forze sociali interessate, perché a questo tema non è che interessa solo il sindacato, come abbiamo detto diverse volte, interessa anche il mondo delle imprese, perché inutile che diciamo che vogliamo l'occupazione giovanile e poi impediamo ai pensionati di andare in pensione, perché questa è una contraddizione in termini, a meno che non pensiamo a progetti di macelleria sociale come quella di espellere dal mercato del lavoro, magari utilizzando le nuove normative sul mercato del lavoro, persone che vicine al momento della pensione si troverebbero senza salario e senza pensione, cosa che sicuramente deve essere evitata. Come va evitato di drammatizzare la situazione, perché dire oggi, come ho sentito dire da autorevoli esponenti anche della maggioranza, che si deve modificare il sistema di calcolo, magari modificando il sistema attualmente in vigore di calcolo dei trattamenti, è un atteggiamento veramente rischioso per la tenuta sociale del Paese, oltre che mette in ansia e in fibrillazione milioni di persone che su questo reddito contano e, come abbiamo detto 1000 volte, mantengono una parte anche del welfare. Quindi non solo non vediamo che ci sia una contraddizione generazionale come si è vergognosamente tentato di fare in questa discussione, mettendo giovani contro gli anziani, perché non è questa sicuramente la situazione, ma anzi si tratta di fare proposte positive, diciamo, che colgano il senso vero
della proposta, cioè per esempio ridurre la tassazione sulle pensioni. Ricordiamoci che in Italia abbiamo la pressione fiscale più alta in Europa, cioè un stesso trattamento in Italia paga enormemente di più, per esempio, di un pensionato in Germania, perché quando si fanno i paragoni, oltre noi abbiamo l'età pensionabile più alta d'Europa e le pensioni in Italia pagano un fisco che è 10-50 volte superiore a quello che si paga in altri paesi, per esempio in Germania. Senza avere pari servizi, ricordiamolo. Certamente c'è anche questo tema, ma oggi dopo magari ne parliamo con Maria Pistorello, con un'altra cosa. Con la Maria, che è un'esperta del tema, può dire anche in dettaglio di quant'è la pressione fiscale oggi in Italia, ma non c'è solo questo, c'è anche, come dire, un sistema che per le pensioni medio-basse, per esempio, aver bloccato per anni la rivalutazione ha significato un danno vero e proprio per i pensionati. No, ma adesso entriamo anche in quello, perché quello è un argomento molto interessante. Io lo andrò avanti per step e dopo sentiamo anche Maria Pistorello. La proposta che ha fatto trasalire molti di Tito Boeri, chiedo a lei naturalmente conferma, perché è di proprio calda, anzi, si potrebbe riassumere in un reddito minimo per coloro che nell'età compresa tra i 55 e i 65 anni si trovano sotto la soglia di povertà. E un altro passaggio sarebbe quello dal sistema retributivo al sistema contributivo, unico meccanismo che permetterebbe l'applicazione di forme di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Questo non è univoco, questo modo di vedere, quindi sarebbe un po' stravolgente, quindi questo discorso del reddito minimo. Diciamo, il cosiddetto un reddito minimo vitale è un tema che in Italia si pone. Faccio notare che bisogna stabilire chi lo paga questo reddito minimo vitale, perché dire che diamo a tutti una cifra di 780 euro, come ho sentito che alcuni movimenti politici propone, poi bisogna decidere. Noi ovviamente siamo d'accordo, teniamo presente che abbiamo milioni di pensionati che oggi vivono con molto meno di 780 euro. E quindi bisognerebbe prevedere, come dire, un intervento molto sostanzioso dal punto di vista e quindi bisognerebbe porsi il problema di dove si recuperano le risorse, visto che poi anche con una certa ragione, insomma, c'è questo tema. Cambiare il sistema di calcolo è come dire che anche per i pensionati in essere, diciamo che verrebbe meno un patto che ci siamo assunti, perché se abbiamo fatto un patto che il sistema di calcolo è un sistema che ha una sua gradualità applicativa, passare tutti a un sistema diverso, che significa, tradotto in termini molto concreti, ridurre i trattamenti del 20-30%, così sine die, ulteriormente, cioè noi lo consideriamo. Comunque di tutto si può discutere, ma ripeto, non deve essere l'INPS che fa avanza proposte, può avanzare studi, analisi, dinamiche. No, assolutamente, quindi perché questo è molto per esempio chiaro. Da anni noi chiediamo la separazione tra l'assistenza e la previdenza, perché in realtà il sistema italiano è un sistema di welfare previdenziale che mette assieme un tema, i versamenti versati dai lavoratori e invece i trattamenti che vengono erogati sotto forma di prestazioni sociali, ma li pagano sempre i lavoratori che versano. Da un po' di anni si calcola esattamente quant'è questo intervento, quindi abbiamo la consapevolezza di quanto interviene, ma non modifica la sostanza. Bisognerebbe che il tema welfare fosse pagato dalla fiscalità generale, non dai contributi dei lavoratori, perché i contributi dei lavoratori devono servire per pagare le pensioni. Quindi il tema è abbastanza complesso e noi sappiamo che su questo tema abbiamo discusso molto a lungo, ma in realtà noi questa separazione dal punto di vista poi di chi eroga le risorse non si è ancora risolto.
Si è fatto un passo in avanti nella separazione contabile, questo è vero, ma non poi nella sostanza, perché poi in realtà c'è sempre chi paga poi alla fine. Assolutamente, ecco, le chiedo un'altra cosa, adesso dopo passiamo subito anche a Maria Pistorello per la questione previdenziale. La fascia interessata, coinvolta, almeno che è trasalita anche dai nostri telespettatori, a questo proposito ricordo TV7 con voi @triveneta.tv se dovete scriverci, TV7 con voi tutto attaccato @triveneta.tv per mandare le vostre mail, poi noi in un prossimo appuntamento, la prossima settimana, tra 10 giorni avremo di nuovo lo SPCGL presente e daremo le risposte alle vostre mail. Comunque nel frattempo ci hanno scritto fascia tra i 55 e i 65 anni, sono quelli che si sentono un po' agitati perché sarebbero coinvolti, e infatti in un articolo che ho tratto appunto dalle notizie dell'INPS risulta che si punta appunto l'attenzione proprio in questa fascia d'età, in modo particolare per coloro che si trovano in una fascia a bassissimo reddito. Cosa potrebbe succedere a costoro? Perché si sentono presi con l'occhio puntato, tenendo conto che la soglia di povertà è aumentata dagli 11 milioni del 2007-2008 ai 15 milioni attuali, quindi l'aumento è stato del 70% nella fascia d'età che precede la pensione. E infatti coloro che ci hanno scritto hanno detto che sono senza occupazione. Sì, diciamo che in questa fascia è la fascia dove si prevederebbe, in base a questo orientamento, a questa ipotesi, di consentire l'uscita dal mondo del lavoro con un sistema di calcolo tutto contributivo e non più misto, perché noi sappiamo che fino a una certa data c'è un sistema di calcolo che è misto, che una parte è calcolata come retributivo e una parte come contributi effettivamente versati. Ma mentre sui redditi alti il sistema anche contributivo ha un suo peso, quelli bassi assolutamente, ma non è poi così pesante, è chiaro che nei redditi più bassi il peso del contributivo, avendo contributi più bassi, soprattutto in alcune fasce di lavoratori, penso alle donne, penso a lavoratori che hanno avuto una vita lavorativa molto discontinua, lavori precari, eccetera, il peso di questo sistema di calcolo è fortemente penalizzante. In realtà si tradurrebbe in una forte penalizzazione, Ma il sistema contributivo non è anticostituzionale perché va a intaccare i diritti acquisiti? Beh, diciamo che questa è una discussione aperta, però in costanza di rapporto di lavoro il diritto acquisito, l'abbiamo visto già in moltissime sentenze, è una tesi a noi cara, ma purtroppo smentita nelle aule dei tribunali, cioè nel senso che fintanto che non c'è il pensionamento, il legislatore interviene per modificare. Tranquillamente, modifica la legge, modifica le regole del gioco, e il rischio è che si modifichino appunto le regole del gioco, quei patti che sono stati sottoscritti diciamo socialmente, riferiti a questo che è uno dei temi molto importanti. Diciamo. Assolutamente. L'altro timore relativo a questa fascia di età, almeno paventato da molti, è che alla fine si vada a finire nella situazione degli esodati. Cioè, questa è stata in sintesi, in soldoni, perché nelle varie frasi ci sono state riportate queste. Lì è addirittura clamoroso, perché molti degli esodati, ricordiamoci, sono esodati frutto di un accordo che sono stati sottoscritti dalle parti sociali. Nella stragrande maggioranza l'esodato è frutto di un accordo che ha visto
non solo le parti sociali, cioè i datori di lavoro e i sindacati, sottoscrivere un accordo, ma che è stato validato dagli stessi uffici pubblici preposti, cioè dal Ministero del Lavoro, in moltissimi casi la Regione per alcune tipologie di esodati. Quindi siamo di fronte al venir meno di un patto addirittura stabilito tra soggetti istituzionalmente riconosciuti, che poi al momento della legislazione, quando fu introdotta la Fornero, non si tenne conto che questi soggetti avevano non di per sé lasciato il lavoro per una disponibilità individuale, cosa che succede ed è successa in moltissimi casi, perché si poteva anche fare, cioè io decido che mi prendo un bonus di uscita, so che la mia pensione è il 31 gennaio, ma in molti casi questa cosa è avvenuta con un accordo sottoscritto dalle parti all'ufficio provinciale del lavoro o nelle sedi opportune in caso di fallimenti, di chiusure, di ristrutturazioni, eccetera. E il fatto che lo Stato non si sia fatto carico, perché ricordiamoci che ancora oggi è aperto il tema per alcune decine di migliaia di persone, sono ancora nella situazione di non sapere se hanno il trattamento pensionistico garantito, se la loro data è una data, diciamo, certa. Quindi il dubbio permane, è lecito che... certo, è pienamente lecito, anche perché assistiamo a un fatto scandaloso dal nostro punto di vista, che alcuni diritti, soprattutto quelli che riguardano, diciamo, adesso non per fare della demagogia eccetera, però insomma noi vediamo che quando si tratta di vitalizi si tende a garantire, diciamo, tutto e tutti, che si pongono addirittura i condannati hanno avuto la possibilità, perdono il vitalizio ma recuperano i soldi versati, cioè c'è un grado di attenzione molto alta. Per altre categorie sociali si discute come... Cioè lì i diritti acquisiti non perché valgono. Le persone che ne discutono non ne sono coinvolte sostanzialmente. Cioè, chi deve decidere, i decisori non sono coinvolti. Abbiamo persone che hanno fatto una legislatura e prendono vitalizi, fior di vitalizi. Adesso è chiaro che non sono quelli che risolvono il problema, ma è una questione di equità però sociale, è una questione di equità sociale che deve essere garantita. Perché la gente è molto arrabbiata su questo tema? Perché si rende conto che non c'è equità. Infatti, secondo lei anche il discorso di affluenza alle urne, eccetera, di partecipazione che si è manifestata, può essere sintomatico di un sentirsi abbandonati da un sistema governativo, No, l'arrabbiatura è molto forte, e può essere quindi ed è chiaro che soprattutto i ceti più, diciamo, più popolari che votavano, insomma, ma io direi non solo il centro-sinistra, perché abbiamo visto alle ultime elezioni che la disaffezione ha colpito anche una parte, diciamo, del centrodestra, e quindi però è del tutto evidente che c'è uno scollamento tra diciamo, le politiche e la realtà, perché è chiaro che questa cosa si traduce, magari agevolata dal periodo feriale o dai ponti, alla poca propensione ad andare al voto e anche al cambio perché molta gente ha cambiato orientamento sulla base di questa situazione, insomma. Chiarissimo. Però ecco, la disaffezione, il fatto che non si vada a votare è sempre un fatto negativo. Infatti noi pensiamo che poi alla fine, siccome la regola in democrazia è che chi partecipa decide, esatto, non andare al voto non è mai una soluzione positiva. Assolutamente. Allora un attimo interrompiamo, andiamo in pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo insieme.